c'ho anche il cantino qua, che roba. Dove abito senza aver rapportato? Oggi abito nella casa dei parenti dell'Alessia, guarda, te la ricordi? Quella è l'abbazia di Sant'Eustachio, l'avevamo già vista in una vecchia puntina. Adesso andiamo a farci un giro perché ci hanno detto che l'ha aperta, è visitabile, mentre prima era abusivamente visitabile. Quanto tempo! Ah, lì era il cimitero dove ero entrato a vedere se c'era l'acqua. Sì. Ah, rondini, che noi fa primavera, difatti siamo in autunno. Io questa avevo il modello vecchio, l'R1. Blu. Bella che è. Ah sì, è riservato ai fedeli, beh giustamente. Con R1 o te preghi o te tiri porche madonne. Quale? Chiesetta di San Gerolamo. È una chiesetta che era l'eremo di San Gerolamo. Questo era il vecchio ingresso, adesso questo invece è quello nuovo. Casa della tua piscina, un bed and breakfast e cantina. E ha detto ci compriamo anche l'abbazia. Non so se si vede qua su, dopo del fai vedere un'altra, da fare una cantina che costa 18 milioni di euro nuova. Buono 18 milioni di euro una cantina. Oh, ma te vedi che sono andato dentro a visitarla, te vedi che la chiesettina là di San Girolamo non l'avevo vista. No, adesso andiamo a vederla. Chi ha detto che l'olio di oliva del Montello è uno dei migliori? Qui che si intende di olio. Sei quel che vuoi a piantare e venderlo? No. Ok. Vedi che ne pochi ulivi qua. E ora costa molto skate. Di giorno ha un altro effetto. 1815, restaurato nel 2015. Sì. Perché quando ero entrato era ancora chiuso, ma era il 2016. Ma questa è ristrutturata? No, sì, è più tardi. Prima ben prima l'ha ristrutturata questa. Pimisu. Dentro che da mesa parete con intera roccia. Ah sì. Mesa parete fatta qua. Guarda come io ho fatto susto a fare qua. Dopo il tetto io li fatti, cioè io li rinforzai, gli ho messo del cemento. Ma... Era il Cristo? Io l'ho fatto Renzo Visentini. Con tocco e ramo e a testa a sasso, esatto, che roba. Sono l'uomo del monte. Italia, non so se ti ricordi il video vecchio, ma mi risulta che l'hanno restaurata parecchio, a vederla così adesso. A parte i vetri, ovviamente il tetto in vetro, ma intendo anche un po' proprio le pareti, no? Guarda Italia, il burrone secondo Alessia, questo è un burrone. Guarda qua, se c'era Scrat faceva festa. Dai, è rimasto qualcosa. Bed and breakfast che è praticamente la piscina. Questa casa qua, questo è il ristorante, bed and breakfast, è sempre proprietario lui qua. Ma questo qua per lui è un hobby. In Canada l'impresa di costruzioni più grande di tutte le Americhe, da più di 5.000 dipendenti. Lui la viene qua a investire, a comprarla, a fatta, a fregarla. E a vedere che la Sevilla che l'ha fatta proprio sopra a Ponta del Montello. Che strana. 14 metri le altre. 14 metri lampadario. Il soffitto in per terra. Sì. E a cantina sotterranea. Sì, questa è tutta la scala in carbonio che va su, questa è tutta la scala in carbonio. Pure per Dio. Questa qua è dentro di cantina, dove là tutta la marrone dentro qua che vieni perché là una tenuta in coso in Val Policella. Qua da comprare una tenuta, questa è la cantina sola, là una torre che ti da qua dove gli fai degustazione, te vedi tutte sottenute, lo spettacolo. Wow, ha battuto Jesolo col numero di divieti, guarda che roba, a collezione, cos'è che manca? Niente, devo riesce a tutti, anzi che neanche dei nuovi, perché vuoi dire, cioè quel del divieto della cassa acustica è nuovo, non l'ho mai visto. Ma che luci, e dal view è tutta un'altra roba, in camera non rende. Fa il cinema all'aperto. Là. Dai, dentro là veramente? Sì, questo fai vedere. Come c'è anche il parcheggio là? Ma penso che sia per quelli che viene su dal coso, qui chi è qua al bed and breakfast. Breakfast. Perché se uno viene, se mi va tipo in camper non posso dormire l'acqua a vista l'abbazia. Adesso vado a guardare. Dove è il cinema all'aperto? Dentro qua, mette il coso, mette il schermo. Ah, che bello, cazzo, quella volta no, era buio. No, ma era anche chiuso, non c'era l'entrata. Una volta era tutto chiuso. Cioè... Una volta via c'era tutto, via... No, perché ero entrato fin qua, dove sono io adesso, ma non potevi entrare dentro qua, hai capito?
Adesso sì, tutta un'altra roba, va, che roba. Fichissimo. E là gli mette schermo, qua gli mette tutte le serie. Però se le macchine vuol dire che è una strada, no? Ma che è privata, per viene su. Ah, privata. Sì. E dentro là, fa rinfresco, qui bar qua in una sala convegni. Sono i pavimenti originali, Beh sì, quello gli ha messo le passerelle. Sì, ha trasformato in bar, metà sacrilegio, metà figo, insomma. Qua era un pozzo. Questo pozzo qua è sul castello del Collalto. Perché questa era di Collalto una volta. Dopo castello del Collalto, quello che ci sali con la funivia? No, quella Susegana, no. Quella Cison di Valmarino. Ah, bravo, Cison di Valmarino. No, quelle Susegana, nel pozzo, quelle qua, perché gli stessi proprietari se la portano. Che forte. Figata. Credo che fosse rovina, c'è cos'è praticamente terra e che è stato anche ristrutturato, c'è un fiato di sassetti e terriccio. Sì, ma questa è stata cioè un materiale apposta che ha messo loro, queste sì no, era proprio sassi messi, Te credo che dopo distrutta la guerra. Qua il forno, no, il pozzo, il forno, il pozzo del sole. Che in Ikea serviva per fare una per mettere roba a mangiare, serviva come dispensa. Qua perché? Ah, guarda che vedi? Perfetto, poi i miei vertigini, guarda che roba. È calpestabile il vetro? Sì. Vabbè, non mi fido. No, è calpestabile. Vabbè. Che trip, guarda. Pavimento originale sotto. Sì, ma perché hai i vertigini? È una roba fighissima questa, guarda, sono il ciglio. Che robe, mi sognerò stanotte. Ma quella, cioè ha detto da qui vedo il matitone, ma quello in fondo è Jesolo, no? Ma va! No, te vedi Jesolo da qua. In fondo? Come vedi la riga dell'orizzonte? Sì, dall'ossario, con i binocoli, te vedi la laguna Jesolo. Dai, e siamo a 60 passachilometri? Te vedi la laguna Jesolo. Marghera, te vede come se fosse qua. No, con il binocolo, te vedi Marghera, te vedi il gru, tutto quanto, come che fosse qua. Chiostro con cisterna filtrante. Deve essere questa, la cisterna filtrante. La famosa mascherina all'occhialo. Cioè, non ci credo, il bar dentro l'abbazia. Ripeto, o è figo o è un sacrilegio. Non ci voglio lasciarmi, perciò... Cinesi che ne stavano in musei. La montagna. Ma che aveva Sì, loro dicono su tante che castagni. guarda che Milano passava, là da piscina che ne 5 o 6 anni, però che ne do che venivano grossi. Sì. Io ora sono andata a pensare a un bar di stivali, perché prima qui vedo che mi hai insegnato che qui pierde tan e che c'è su. Però questo anno non sono andato. Ecco, sono imbriaco. Dove andate? E si è bloccato perché quando ti è andata via tutta la terra, io ho trovato il muro qua che era originale anche questo. Chi? Dove? Vedi quella casa gialla? Che dietro c'è tipo una collina. Sì. Quella è la cantina di Giussi, sotto c'è la cantina. Ah, hanno fatto il tetto con l'erba, stile Hobbit. Ah, con le viti. Ah, che no, vedo qua. Ad un tratto il nemico tira sull'abbazia. Le batterie inglesi rispondono alla modesta provocazione con tale violenza che tutto il Montello ne trema. Ragazzo del 99, gennaio 1999. Come 1999? Piazzale della Chiesa. Giustamente è il piazzale della Chiesa. Eccolo! Oh, crazy, all of you you understand, please for me. I love you like Fontaine del mondo. Vai sigari!